Allora, rieccoci qui. Mi sono sbagliata, ecco c'è un messaggio, vediamolo subito. Si possono affidare 50 pazienti gravemente ammalate dalle 22 alle 7 a 2 operatrici senza la presenza di infermiere, una delle tante perle delle case protette al costo di 2.500 euro al mese. Madonna. 50 pazienti, cioè mi sembra... Ecco, in questo caso qua, a chi si può segnalare questo problema? Cioè una persona che è al corrente di questo, cosa può fare? Beh, se ci sono... Cioè far sentire i giornali, vabbè, però... è ovvio che si interviene presso l'opinione pubblica, è ovvio che... cioè vale la pena c'è la direzione sanitaria, no? Beh, certamente, intanto la responsabilità di natura legale è degli amministratori di queste strutture. Che ti dicono non abbiamo soldi per il personale. Noi non abbiamo soldi, io però dico che la sicurezza del mio familiare deve essere garantita, perché se vediamo cifre che sono di 2.500 euro al mese, il che vuol dire che bisogna anche fare dei sacrifici da parte delle famiglie a coprire quei costi se abbiamo pensionati che hanno... che quindi non possono permettersi di pagare quel tipo di retta, io pretendo che la qualità all'interno di quella struttura e la sicurezza venga garantita. E quindi anche noi nei nostri ragionamenti diamo una grossa fetta di responsabilità alle amministrazioni, perché noi diciamo in quel decalogo c'è un punto nel quale si dice tu amministrazione hai la responsabilità di intervenire per rendere agevole, mettere me lavoratore nelle condizioni di dare un adeguato servizio, perché altrimenti non è più un servizio utile alla società, è un disservizio che viene strapagato. È un disservizio che viene non solo strapagato, ma che poi determina anche un danno, un altro tipo di danno sociale, perché nel momento in cui io ho del personale sottostimato, perché ho delle leggi che sono ataviche, non sono aggiornate, non sono state adeguate. Quindi ho degli standard assistenziali che non vanno bene, ho quelle lavoratrici che sono sottoposte a quelle condizioni di lavoro che domani mattina mi vanno sicuramente in infortunio. E infatti uno dei problemi più grossi che si hanno in queste strutture sono problemi di salute correlati allo stress lavorativo, ma anche a infortuni, penso alla schiena, penso alle ginocchia, penso alla spalla. Quindi il responsabile amministrativo, cioè chiamiamo il direttore, il presidente, ma poi c'è anche una responsabilità di natura politica che sta un po' più in alto, perché ripeto, c'è questa famosa legge regionale 22 del 2002, questa più altre che risalgono a tempi precedenti, addirittura all'85 se non vado errata, che mi danno degli standard assistenziali minimi, per cui posso arrivare a una situazione per assurdo che ho 50 utenti assistiti da 2 persone e magari e magari posso essere anche a norma. Norma, cosa fantastica. Ok? Ecco, questo è il problema. Ecco, infatti, c'è un altro messaggio che era arrivato cioè il controllo istituzionale, quindi esiste un controllo istituzionale. C'è già un controllo a livello istituzionale che è adibito alla sorveglianza di quanto avviene dentro a queste strutture? Quindi qualcosa di, non so, penso qua si faccia riferimento a degli enti di controllo che fanno le verifiche, no? Un po' come per quanto riguarda... Se è un'IPA pubblica, allora dentro al Consiglio di amministrazione c'è anche il Comune, rappresentato anche il Comune con proprie persone. Se è una struttura privata accreditata, la Regione, perché la Regione dà l'accreditamento e per cui dovrebbe...
ci dovrebbero essere dei controlli soltanto che purtroppo anche alla fine periodici, no, bisogna sempre avere un occhio di attenzione e non fidarsi di quel che succede, perché non sono trasparenti, cioè, la chiave di lettura è che non manca la trasparenza. E guardando anche i vari aspetti, i vari punti di questo decalogo che voi avete concordato, quindi per poi attuarlo, si parla di buona organizzazione, tempi e modi, soddisfa i bisogni degli ospiti o delle ospiti, garantendo il rispetto dei tempi di vita e di lavoro di tutto il personale. Quindi si parla anche di organizzazione. Certo, l'organizzazione è un'altra componente importantissima, si dà quasi per scontata, invece forse scontata non è. No, non è scontata, perché tra l'altro se io ho una buona organizzazione, la buona organizzazione dà dignità al lavoratore, dà dignità all'ospite, all'utente. Come mai non c'è questa organizzazione? Siamo nel 2017, quindi dunque, non si può lavorare come nel 1900. Allora, noi quello che abbiamo appurato, io parlo da un punto di vista prettamente di lavoro, viene denunciata dalle nostre lavoratrici e dai nostri lavoratori la mancanza di tempo, il correre. Quindi se io non ho tempo da dedicare alla relazione, devo correre e quindi nella mia testa c'è che devo soddisfare i pasti, cioè 10 pasti, cioè questo era proprio il detto, 10 pasti, 10 bagni, 3 cambi pannoloni, cioè questo entra nella modalità erronea, no? Erronea che viene praticata. E l'organizzazione cattiva determina queste cose, che vuol dire che io non ho un chiaro piano di lavoro all'interno del quale va inserito il tempo da dedicare alla relazione che mi rende quel lavoro e quell'attenzione leggera. Ok? Certo. Quindi il correre vuol dire che io non ho un rapporto salutare con la struttura. Quindi questo mi determina uno stress psicofisico e di conseguenza anche relazionale. Di conseguenza relazionale, se io non ho una buona organizzazione, è ovvio non do un buon servizio. Però attenzione, perché la buona organizzazione mi si può dire io ho una buona organizzazione tecnica, in 10 minuti fai questo, 10 minuti fai l'altro, alla fine io ti do il servizio. Ma questa cosa è effettivamente una buona organizzazione che mi dà una buona risposta ai bisogni dell'utente? Potrebbe essere anche che non ne sia No, perché io non ho il tempo per l'umanizzazione. Allora, non ho il tempo la mattina, se entro, signora buongiorno, come sta? Tiro sulla tapparella, magari 5 minuti li passo in camera a relazionarmi, no? Per cui viene quel senso di reciprocità che alla fine non c'è. Diciamo che dobbiamo uscire da quella logica dei tempi esclusivamente tecnici, dobbiamo inserire all'interno tempi per le relazioni. Che però vengano adempiute queste relazioni. Che poi siano considerati momenti, tempi di lavoro. Tempi di lavoro, cioè che devono essere effettivi poi in relazione. Sì, perché la relazione non è semplicemente io spingo la carrozzina, salve signora come sta, le serve niente, no, vuol dire anche che se in quel momento c'è, così diceva una nostra corsista, c'è la signora che non trova la sciarpa, oppure mi dice mi metti il rossetto, no, che non entrano nelle mansioni. E allora io magari cerco la sciarpina della signora, mi sento dire non sta a perdere tempo. No, ma infatti assolutamente. Quindi bisogna che l'analizziamo globalmente. No, ma anche perché cosa. Dall'osservazione fatta, anche c'era un altro messaggio prima che parlava di sempre di tariffe da pagare mensilmente, a seconda anche poi anche delle regioni, il contributo della regione che varia, eccetera. Stiamo parlando di cifre
importanti, veramente importanti, molto importanti, dove una persona che entra in queste strutture o i familiari che contribuiscono a prescindere, dà per presupposto che tu perdi tempo, tu dedichi del tempo a questa persona anche per il rossetto, perché la persona se lì non può fare, ha bisogno di questo, questa cifra. Assolutamente, gli fai il massaggio al piede, Mi scusi, devo chiamare la badante per farmi mettere il rossetto? No, infatti bravissima, siccome invece ci sono io conosco diverse persone che hanno anche la badante in aggiunta a questo, sono naturalmente chi se lo può permettere, non è corretto. Ma questo non è un'assurdità? Assolutamente un'assurdità, perché diventa veramente paradossale. Bisognerebbe che le persone, però siamo in Italia e cosa succede? Che al contrario in certe situazioni molte lavoratrici ne traggono vantaggio, cioè hanno questo tempo, fanno i fatti loro e allora stanno al cellulare, fanno altre cose invece che dedicarsi alla relazione della persona, e magari, come sempre, io l'ho notato anche in una struttura ospedaliera, una sola o due piene di buona volontà corrono per tutte le altre, e le altre che hanno magari questi tempi stanno a farsi i fatti loro chiuse nel loro sgabuzzino, e gli dici ma perché c'è chi ne approfitta, si prende tre, e altri invece che fanno più delle altre, perché siamo in Italia è così, è come formamenti, se posso ne approfitto. Allora, purtroppo dobbiamo ragionare in un paese di un certo tipo. Dopo torniamo sui temi, io vi do tempo anche. Allora questo è sempre l'organizzazione, no? È sempre l'organizzazione, il controllo, è anche il controllo, quello che dice il controllo. Ma infatti per quello si diceva l'organizzazione controlla. Ci deve essere anche il controllo, infatti. Pubblicità, pochi secondi, poi siamo di nuovo con voi.